Lombardi, numero 4 di Amici di Directa Sport, benvenuto al Comunale Iscasas di Villa Simius. Inizia la fase eliminazione diretta del secondo trofeo Benedetto Piras. Sardegna e Toscana si giocano un posto in finale. La Sardegna ha chiuso al primo posto il girone A con 5 punti. Toscana invece seconda nel girone B con 7 punti, gli stessi dalla Lombardia capolista, ma dietro a causa della differenza reti, più 5 della Lombardia, più 4 della Toscana, nonostante il 3-0 rifilato ieri alla Liguria, decisivo per conquistare un posto per questa prima semifinale alle 18:30 a Castiadas, la seconda dove ci sarà la sfida tra Lombardia e Piemonte Valle d'Aosta. Sardegna che ha battuto proprio il Piemonte Valle d'Aosta nella giornata di martedì a Tertenia 3-1, decisiva quella partita per conquistare il primo posto. Negli altre sfide contro Umbria e Friuli 1-1 all'esordio a perdita Slevogo con l'Umbria, 1-1 contro il Friuli Venezia Giulia ieri a Castiadas, un punteggio decisivo per conquistare il primo posto, per conquistare questa semifinale. Completo verde per la Sardegna, completo bianco con calzettoni rossi invece per la Toscana. Terna arbitrale composta da Edoardo Caddeo, Simone Stocchino, Edoardo Pilia, tutti della sezione di Cagliari. Prima però il minuto di silenzio in ricordo di Silvio Berlusconi. Minuto di silenzio osservato anche oggi per ricordare Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio italiano, prima alla guida del Milan e poi fino a poco tempo fa con il Monza. Ettore Loddo, Fabio Zucca, Tommaso Cresci, Cristian Frau, Gabriele Aime, Andrea Doppio, Andrea Sanna, Federico Troisi, Andrea Maramarco, Marco Conco e Tommaso Manconi sono gli 11 scelti oggi da mister Massimo Amalfitano. Già in campo invece la Toscana con Federico Sampieri, Andrea Bonfanti, Jacopo Maria Falchi, Mattia Francesco Gherdina, Giulio Turtur, Pietro Vaseli, Alessandro Bindi, Bassidi Sanogo, Ettore Minocci, Diego Antonio Loi e Arturo Piccioli. Le scelte invece di mister Marco Teglia, squadre che tornano ad affrontarsi dopo essersi già sfidate al torneo delle regioni. Allora era la fase a gironi per quanto riguarda il torneo dedicato alle rappresentative Under 15, vinse la Toscana 2-1, Sardegna eliminata alla fase a gironi, Toscana che invece era arrivata fino alla finale, poi persa contro la Lombardia affrontata nelle gare inaugurale. Questo secondo trofeo Benedetto Piras, 0-0 il punteggio. È iniziata la semifinale tra Sardegna e Toscana, il primo pallone giocato dalla formazione sarda subito alla ricerca di Manconi tra le linee, palla che sfila dalle parti della difesa dove ci sono Cresci e Frau. Gioco che viene allargato sulla destra dove c'è Aime, poi sempre tra le linee si abbassa tanto Concu per giocare questo pallone. Troisi prova a venire in mezzo al campo, si appoggia dietro ma diventa un assist per Piccioli che non riesce però ad approfittare, un po' isolato l'attaccante in maglia numero 16 della formazione toscana. Messa laterale giocata lunga, intervento a centrocampo di Bindi, può allora provare la prima azione offensiva la Toscana, la sponda alla ricerca di Loi, poi il pallone ancora vivo con Minocci che può mettere dentro un pallone importante, esagera però con la misura del cross, palla che si spegne direttamente in rimessa laterale sulla destra per la Sardegna dove sta giocando Gabriele Aime, titolare ieri come centrale, riproposto oggi invece esterno di difesa.
scambia con Sanna, poi duello a centrocampo giudicato regolare, può provare ad insistere con lui, la Toscana, poi il tocco arretrato, si va addirittura da Sampieri, si alza la pressione della Sardegna, Sampieri allarga il gioco, Sanogo mezzo al campo, porta palla il centrocampista protagonista nelle 2 vittorie della fase a gironi della Toscana, a segno sia contro la Liguria ieri sia contro il Lazio. Che arriva il cross che diventa un gol clamoroso, si sblocca subito il punteggio a Villa Simius, il più velenoso dei cross, diventa la rete del 1-0 per la formazione toscana. Sardegna che va sotto in questo avvio. Vanno tutti ad abbracciare Andrea Bonfanti, messo dentro lui il cross per il gol dell'1-0 della Toscana. Dopo appena 2 minuti già cambiato il parziale a Villa Simius, un inizio shock che ricorda quello della Sardegna contro il Piemonte Valle d'Aosta, lì addirittura dopo una trentina di secondi era andata sotto la squadra sarda. Tratto in quel caso poi anche dell'unica vittoria raccolta fin qui nel trofeo Benedetto Piras della Sardegna, che ribaltò il punteggio sul 3-1. Cresci, Zucca viene a giocarla in mezzo al campo, si appoggia nuovamente da Cresci, si era infortunato nella sfida contro il Piemonte Valle d'Aosta, è rimasto a riposo ieri. Concu si gira, guarda la porta, la finta, intervento di Sanogo, falloso, calcio di punizione, una zona molto interessante per la Sardegna. Vediamo chi va a proporsi per un'eventuale battuta, c'è il solo Sanna con il mancino. Attenzione però al sinistro del giocatore del Sassari Latte Dolce. Il sistema 4 in barriera Sampieri. Anche barriera aggiuntiva della Sardegna per disturbare la visuale del portiere toscano. Parte Sanna sulla barriera, si resta lì, Concu cerca il sinistro, palla sul fondo, prova a rispondere la Sardegna dopo essere andata sotto. Fanno sentire i tifosi della Toscana in tribuna, Toscana già avanti. Porta il pallone Bindi, larga il gioco per Bonfanti, Sanogo gioca il pallone in mezzo al campo, poi Bindi torna dietro, il lancio di Falchi, la ricerca di Bonfanti, prova a tuffarsi su questo pallone lui, prova a puntare lui, legge l'inserimento del compagno, palla messa in mezzo, c'è la chiusura della difesa sarda a concedere il calcio d'angolo. Sarà proprio Diego Antonio Loi ad andare dalla bandierina, giocatore chiaro, origini sarde, genitori originari di Piscinas, che oggi gioca con la Toscana contro la Sardegna. Cross di Loi, bello tagliato a vuoto, Loddo si resta lì, lotta in area di rigore, la Sardegna si salva in qualche modo ma con un tocco di mano ed è calcio di rigore per la Toscana. Serie di rimballi, arbitro molto vicino, hanno visto evidentemente un tocco con il braccio. E andrà dal dischetto proprio Diego Antonio Loi. Vi ricordiamo che potete tornare indietro con il player di Facebook per poter eventualmente rivedere il fallo
di mano che ha decretato questo calcio di rigore. Il palo e poi sulla respinta lui arriva Sanogo, ma arriva la chiamata dell'assistente, forse un tocco di lui che ovviamente dopo aver colpito il palo non poteva ritoccare il pallone e allora si resta sull'1-0. L'aveva spiazzato lui, aveva spiazzato Ettore Loddo. Questo errore può dare sicuramente energia alla Sardegna che prova ad andare via con Concu. Abbastanza netto il contatto, calcio di punizione. Doppio, Sanna, imbucata buona per Manconi, fermato all'intervento regolare, pulito in area di rigore. Ahimè, doppio, retropassaggio che diventa buono per Loi, si inserisce Sanogo, entra in area di rigore il numero 17, sterzata, Troisi a dare una mano, ancora Sanogo, prova a crearsi spazio per il tiro con il destro, altro arresto di Sanogo che finisce col perdere il pallone, può allora provare a ripartire Concu sulla sinistra, viene in mezzo al campo, Maramarco non tiene, allora la Toscana può ripartire da dietro. Sanogo si propone Vaselli, ancora Sanogo, quindi con coraggio gioca questo pallone in mezzo al campo, lui alla fine il rimpallo favorisce la Toscana che insiste con Bonfanti, palla per lui che la tiene in campo, la mette in mezzo, controlla senza problemi Loddo. Prova a ripartire Troisi, subisce il fallo di Sanogo. Zucca, la allargata sulla destra, Sanogo all'indietro per Sampieri, deve gestire la sola pressione anche di Maramarco, lo fa con coraggio, Gherdina trova una deviazione rimessa laterale per la Toscana. Messa laterale giocata lunga, Troisi ancora a lottare sul pallone, vince il rimpallo, numero di Concu, palla ancora buona per la Sardegna, alla ricerca dell'inserimento di doppio, ancora doppio ad insistere ma viene fermato da Vaselli, palla lunga per la corsa di Piccioli, palla molto profonda ma Piccioli la può tenere in campo se avesse stoppato bene il pallone, cosa che alla fine non ha fatto. Rinvio per la Sardegna, ci sono problemi per quanto riguarda gli scarpini da allacciare di Alessandro Bindi, motivo per cui l'arbitro ferma il gioco, può ripartire fase di impostazione con Sanna, poi doppio il retropassaggio per Cresci, ancora doppio, cercato in mezzo al campo, si appoggia dietro da Frau. Il lancio per l'inserimento di Zucca che era partito a sinistra, adesso invece gioca a destra. Siamo abituati a vederlo anche nelle scorse giornate nella fase a gironi. Lui, colpo di testa, palla che è uscita, rimessa laterale per la Sardegna. Frau cambia tutto, dove c'è Jaime, questa palla serve doppio in mezzo al campo. Maramarco ancora doppio, allarga per Concu, sovrapposizione di Jaime che può portare via l'uomo, va al tiro Concu, ci mette un piede Falchi, calcio d'angolo per la Sardegna che prende coraggio. Calcio d'angolo battuto corto come d'abitudine per la Sardegna,
Troisi la finta, salta il primo, salta anche il secondo, gran dribbling, poi mette dentro il cross, chiusura di Bindi, concede la rimessa laterale. Sanna, tocco per Aimé, cerca ancora Sanna, c'è la chiusura, non riesce a ripartire la Toscana, insiste doppio, si gioca per il vantaggio. Servito Loi che può provare a partire, palla al piede, un po' isolato il numero 10, prova il cambio gioco a memoria dove arriva Bonfanti, la tiene in campo, poi Zucca in anticipo sul pallone allungato di Bonfanti. Rimessa laterale che è per la Sardegna, alla fine Bonfanti non era riuscito a tenere in gioco quel pallone. Zucca adesso se la porta fuori il numero 2 della Sardegna che ha già pronto il primo cambio. Chiusura di Zucca in anticipo su lui. Sanna. Ancora il regista della Sardegna ad insistere e poi a commettere fallo. In due sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Chiede la linea difensiva più bassa mister Malfitano, ma la Toscana sta già giocando. Minocci mette dentro il cross che passa dalle parti di Gherdina che non riesce a tenerla in campo. Eccolo qui il cambio. Ma in realtà si sta giocando, allora rinviata alla prossima con Aime, dovrebbe essere proprio lui il giocatore ad uscire se non vediamo male. Continua a giocare però il pallone. Il numero provato e riuscito da Vaselli. Servito adesso Minocci sulla destra, prova ad andare via ad Aime il numero 14. Ancora Minocci che insiste, palla arretrata. Ancora Minocci che fa il tiro col sinistro. Si distende Loddo, concede il calcio d'angolo alla Toscana. Gran parata. Eccolo qui il cambio. Fuori Gabriele Aime. Dentro con il numero 18 Matteo Tilocca. Può andare lui dalla bandierina. Palla sul primo palo, allontana Maramarco. Minocci. Tocco arretrato dove c'è Turtur, la ributta in avanti dove trova Loi. Complicato il controllo, non la tiene in campo il numero 10 della Toscana. C'è punizione battuto da Frau. Tocco dietro per Loddo. Cresci. Si propone proprio il neo entrato Matteo Tilocca. Gioca in mezzo. Ora Marco ha qualche problema a tenerla. Minocci invece no. Sterzata, si gioca per il vantaggio. Giocando da maglie verdi riesce ad andare da Piccioli. Per l'inserimento ancora di Minocci. Fermato stavolta il numero 14. Prova ad uscire adesso la Sardegna con doppio. Porta lui il pallone. Lancio lungo di Troisi per Manconi. Prova sempre a scattare sul filo del fuorigioco, ad attaccare la profondità. La legge bene però la difesa della Toscana. Go. Il tocco dietro per Gherdina. Altra palla allontanata. Sponda di Loi di testa per l'inserimento di Piccioli. Ancora a lottare il numero 16. C'è Frau che però chiude e recupera. Zucca.
può provare ad avanzare, preferisce invece il lancio per Maramarco, autore ieri di un gol davvero favoloso contro il Friuli Venezia Giulia. Concu fermato, Sanogo, a proposito di bei gol segnati, 2 nelle prime 3 giornate. Loi entra in area di rigore, può provare a puntare Frau, se ne va sul destro, Loi ancora il palo a dire no a Diego Antonio Loi dopo quello colpito sul rigore. Adesso anche su questa bella azione personale. Si ferma il gioco. Cooling break addirittura a Villa Simius. Dire che veramente fino a pochi minuti prima dell'inizio della gara stava diluviando, invece alla fine è spuntato il bel sole che sicuramente caratterizza questi territori. Non c'è caldissimo, comunque l'arbitro va a concedere una pausa per permettere ai giocatori di abbeverarsi. Si tratta dopo tutto anche della 4ª giornata di gare per questi ragazzi che sperano di giocare la quinta domani, ore 18, pianto polese della Ferrini a Cagliari contro la vincente di Lombardia Piemonte Valle d'Aosta. Altra semifinale si giocherà alle 18:30 a Castiadas, sempre in diretta su Directa Sport Live TV e sulla pagina Facebook del Comitato Regionale FIGC Sardegna. Pagina Facebook del Comitato Regionale dove potete trovare anche tanti altri contenuti dedicati al secondo trofeo Benedetto Piras. Con il break terminato si può ripartire. Hanno approfittato anche per fare una sorta di time out non previsto nel calcio a 11, ma quando ci sono queste situazioni i tecnici possono sempre permettersi di aggiustare qualcosa. Qualcosa l'ha già dovuta fare mister Malfitano con l'ingresso di Tilocca al posto di Jaime. Frau, Cresci, largo proprio Tilocca. Riesce a gestire la Sanna, poi palla allargata proprio per Tilocca. Con il destro viene dentro, doppio, porta a palla con l'esterno, si va da Manconi, palla allargata per Maramarco, mette dentro il cross di prima intenzione col mancino, attenzione perché è una palla velenosa, Samperi non perfetto, riesce comunque in un secondo momento a controllarla. Cross velenosi possono essere un fattore, l'abbiamo visto con la rete che ha portato al vantaggio della Toscana proprio inizio gara. Prova Troisi ad andare via sulla destra, fermato da Falchi, ultimo a toccare il numero 6 della Toscana. Zucca alla battuta di questa rimessa laterale, lo scambio con Manconi, ma non la tiene poi in campo Zucca, rimessa laterale per la Toscana. Verdina, la battuta di questa rimessa, palla alzata, favorisce in qualche modo Maramarco, non però nel tenerla in campo. Messa laterale, stavolta giocata lunga, il colpo di testa di Minocci intercettato dalla Sardegna. Sanogo recupera l'ennesimo pallone della sua partita, fa altrettanto però la Sardegna. Maramarco, tocco in verticale per Manconi che non passa ancora a Sanogo a ripulire. Bindi, tocco in verticale per Minocci, chiusura di Tilocca e doppio che poi va da Concu, può provare ad accendersi il numero 20, fermato Cresci. Buono l'anticipo, doppio, attenzione a Cresci che si è inserito, servito proprio da doppio, prova ad andarsene via sulla sinistra Cresci, guadagnare almeno il calcio d'angolo, palla che invece non è uscita, allora ancora Cresci, forza il dribbling e guadagna un preziosissimo calcio di punizione
Calcio d'angolo ravvicinato che Concu batte velocemente, si va da doppio, ce l'ha sul sinistro, non calcia però doppio, palla che torna da Concu, posizione regolare sul fondo, la mette in mezzo, allontana il pericolo, la Toscana, poi intervento in scivolata a fermare la ripartenza da parte di Cresci. Tilocca ha già battuto la rimessa laterale, ma la Marco prova a tornare dalle sue parti, alla fine Concu che deve verticalizzare per Tilocca, che prova a proteggere il calcio d'angolo, ancora la Toscana però ad evitare, poi Concu ad insistere, commettendo stavolta fallo. Lancio lungo dove arriva a doppio, colpo di testa che può favorire Manconi, fermato in modo duro e falloso da Gherdina, che va anche a chiedere scusa all'attaccante della Sardegna. Doppio batte in fretta questo calcio di punizione, ma non c'era neanche la distanza regolamentare, motivo per cui l'arbitro fa giustamente ripetere. Doppio sul punto di battuta. Fine si allontana il numero 3, lascia la battuta a Sanna. Vediamo se prova ancora la battuta direttamente in porta il numero 15. Attenzione all'arbitro che va a fermare il gioco e va a riprendere mister Amalfitano. Qualche protesta di troppo. Deve risistemare la barriera nel frattempo Federico Sampieri. Sanna e Concu sul punto di battuta. Sembra intenzionato ad andare Concu, destro raso terra, barriera che si alza ma non fa passare il pallone. Sanna larga il gioco per Tilocca, sterzata contro sterzata, Sanna può portare il pallone in mezzo al campo, allarga poi molto bene dalle parti di Concu, sovrapposizione di Zucca, servito da Concu, Zucca va alla conclusione con il destro senza trovare la porta. Rinvio dal fondo per Federico Sampieri, prova comunque a scuotersi la Sardegna. Sarà rinvio lungo per il portiere della Toscana. Colpo di testa, poi il tacco di Piccioli che può favorire Loi. Guardate però dove è uscito Ettore Loddo, che nel dubbio la spazza direttamente in rimessa laterale. Messa laterale battuta ancora lunga, serie di colpi di testa, alla fine la può mettere giù Loi che non trova Piccioli, la chiama Loddo che esce, riallarga adesso con le mani per Tilocca. Sanna pressato, Concu allarga per Zucca, porta il pallone il numero 2, viene a giocarla in mezzo al campo. Sanna, c'è doppio in appoggio, Sanna preferisce allargare, cambiare tutto per Tilocca, grande chiusura di Falchi a concedere la rimessa laterale. Doppio, serie di finte, ancora doppio a portare il pallone, si va da Frau. Cambio gioco per Tilocca, palla che però non arriva al numero 18, altra chiusura della difesa toscana che cerca ancora la ripartenza con Piccioli. Che chiusura però di Tommaso Cresci.
Si riparte da Christian Frau. Ancora Cresci. Maramarco. Propone ancora il numero 7, va in verticale da Tilocca. Maramarco, doppio. Ora porta il pallone, gran numero di doppio. Proprio davanti alla nostra telecamera. Maramarco, Tilocca, tutto di prima, adesso la Sardegna, si va ancora da Tilocca. C'è la chiusura, concedere la rimessa laterale. Chiusura di Sanogo, concede un'altra rimessa con le mani alla Sardegna. Doppio. Di prima Maramarco non riesce a passare Concu, porta il pallone Vaseli, si gioca per il vantaggio, attenzione a Sanogo, assiste ancora il numero 17, palla al piede Sanogo, Sanogo si dribbla a tutti e poi va a calciare sull'esterno della rete. Cresci. Rischia con questo passaggio, alla fine il rimpallo favorito, per un attimo doppio l'ha recuperata invece Minocci, con l'esterno va da Piccioli, doppio impedisce il pallone di uscire ma favorisce lui, ancora Piccioli, entra in area di rigore, palla al rimorchio per Sanogo, ultima lettura di Concu che poi forza un paio di dribbling, allarga il gioco dalle parti di Manconi che la tiene in campo. Ancora ad insistere Troisi, Concu, largo sulla destra il numero 20, prova a entrare in area di rigore, mette dentro il cross smanacciato da Sampieri. Messa laterale per la Sardegna. Doppio. Mette dentro il cross, colpo di testa di Zucca, che non va però verso la porta. Lontana Bonfanti. Si resta lì. Rimessa laterale sempre per la Sardegna, stavolta sulla destra. Troisi, Zucca. Sta inserendo anche doppio, si torna dietro però da Frau. Ancora più indietro c'è Cresci, ultimo uomo per la squadra sarda. Il lancio rischia di essere un regalo, doppio va a giocare sulla seconda palla, allarga per Tilocca, sterzata. Rimessa laterale sempre per la Sardegna. Tilocca, Maramarco. Prova ad andare da Tilocca, palla che non passa ancora, ad insistere Minocci. Cresci. Porta pallone il centrale della Sardegna, scatenato Concu, si gioca per il vantaggio, sterzata di Concu, al limite dell'area, ancora Concu, non c'è lo spazio per il tiro, allora si va dalle parti di Troisi, fermato proprio al limite dell'area in modo regolare, prova a ripartire la Toscana con lui, nulla da fare, doppio, ancora doppio che prova a saltare anche Sanogo, che però gambe infinite, alla fine va a commettere fallo, calcio di punizione, cartellino giallo, non si può ovviamente riprendere velocemente perché con la munizione deve fischiare nuovamente l'arbitro per la ripresa del gioco. Primo minuto della partita, si di Sanogo.
Cioè di punizione da molto lontana. Prova comunque a riempire l'area di rigore la squadra di mister Malfitano. Concu la gioca corta per Sanna, il tiro diventa quasi un assist per doppio che però era in fuorigioco. Prende il gioco con il possesso per la Toscana. Minocci trovato tra le linee, cerca la sterzata. Sanogo la lascia lì, una solata all'indietro. Sisteloi finisce col perdere il pallone. Sanna va da Concu, può provare ad andare via in dribbling sulla pressione forte però di Vaselli. Poi si gioca ancora per il vantaggio con Sanogo che alla fine finisce giù. Calcio di punizione per la Toscana. Minocci. Girdina. Porta il pallone il capitano della Toscana che poi va al lancio lungo. Può arrivarci Piccioli. Invio dal fondo per la Sardegna. Siamo praticamente alla fine di questo primo tempo. Saranno concessi 2 minuti di recupero. Invio lungo di Loddo. Poi testa di Bindi. Intervento di Turtur. Cioli sbaglia l'apertura, poi si incarta un po' la Sardegna, prova a portare il pallone Minocci, riesce a tenere il possesso. Gioco allargato per Bonfanti, suo il gol che sta decidendo questa semifinale. Ancora Minocci, complicato gestire quel pallone, poi invece ripartire la Sardegna. Concu la sinistra, viene in mezzo al campo, Bindi prova a fermarlo con le cattive, saltato anche Sanogo che non può affondare più di tanto il tackle perché è stato ammonito poco fa. Poi palla di ritorno per Concu, chiusura di Falchi che scivola ma poi riesce comunque a controllare e a tenere vivo il possesso. Cerca il rimpallo favorevole Vaselli, mentre invece un possesso per la Sardegna. Sanna doppio, palla per Troisi, in mezzo al campo, fermato da Loi. Tocco in verticale con Loddo che va a vuoto, Cresci salva tutto. Uscita rischiosissima di Ettore Loddo. Provare ad anticipare Piccioli. Sarà il solito Diego Antonio Loi ad andare alla bandierina. Tutta la Sardegna a difesa della propria porta in area di rigore. Arrivano anche i saltatori della Toscana. Cross sul secondo palo, non arriva Gherdina. Prova a tenerla in campo, se la alza. Colpo di testa di Minocci. Ancora Gherdina ad insistere. Sanna porta il pallone largato per Zuccà, chiama il pallone Concu sul lato opposto, si va invece da Frau. Tilocca, pressione forte parte di Vaselli, poi Cresci, scivola, riesce però a salvare tutto. Sanna, Maramarco, doppio con il tacco per Tilocca, porta il pallone Tilocca, servito Concu. Prova ancora ad andarsene via il numero 20 che inventa un gran passaggio per Manconi. Largo, non riesce a tenere il possesso.
non riesce invece a ripartire la Toscana. Attenzione a Concu, gran sterzata, ancora Concu ad insistere, palla geniale per Manconi che prova a mettere dentro il pallone. Si resta lì con la Sardegna, prova ad affidarsi alle giocate di Marco Concu, adesso a terra dolorante. Calcio di punizione per la Sardegna, fallo subito da Maramarco. Forse l'ultima opportunità di questo primo tempo per la Sardegna, manda praticamente tutti in avanti. Concu, la battuta di questo calcio di punizione e vuole 2 in barriera Sampieri. Concu sul secondo palo, palla imprendibile per tutti. Era l'ultima occasione di questo primo tempo. Toscana avanti 1-0 grazie al gol segnato da Andrea Bonfanti in avvio. Adesso andiamo in pausa, poi torniamo in diretta da Villa Simius per il secondo tempo. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. My City, anche nella tua città. Siamo tornati in diretta da Villa Simius, squadre in campo per l'inizio di questo secondo tempo, semifinale del secondo trofeo Benedetto Piras. Sardegna e Toscana in campo, 1-0 il punteggio in favore della Toscana, decide la rete in avvio di Bonfanti, cambia il portiere la Sardegna, fuori Ettore Loddo, dentro Oscar Cocco, pronto ad entrare in campo. D'altra parte sembrano gli stessi 11 per quanto riguarda la Toscana: Sampieri, Bonfanti, Falchi, Ghierdina, Turtur, Vaselli, Bindi, Sanogo, Minocci, Loi e Piccioli. Dall'altra parte la Sardegna riparte quindi con Cocco tra i pali, in difesa c'è a destra Zucca, Frau, Cresci e Tilocca, entrato nel corso del primo tempo al posto di Jaime. In mezzo al campo ci sono Sanne e Doppio, lì davanti un po' a ruotare con posizioni non tanto fisse ci sono il numero 16 Troisi, il numero 11 Manco, il numero 20 Concu e il numero 7 Andrea Maramarco. La Toscana però a giocare il primo pallone e prova ad insistere adesso con Sanogo. Il calcio d'angolo. Scambio corto, arriva il cross interessante messo dentro da Minocci, sulla respinta prova a Loi, conclusione annotata facilmente la Sardegna che fatica a ripartire. Loi, Ghierdina, palla dentro subito a scaldare le mani di Cocco che controlla senza problemi. Ancora la Toscana a gestire, a impostare da dietro. Quindi viene incontro Piccioli che poi apre il gioco per Minocci. Prova a puntare Minocci, davanti c'è Cresci, va via, cade a terra in area di rigore. L'arbitro dice che si può proseguire. Era stato concesso un rigore nel corso del primo tempo proprio in avvio per un fallo di mano dopo un calcio d'angolo, rigore che però Loi ha sbagliato prendendolo sul palo, quindi si è rimasti sull'1-0 e non sul 2-0 per la Toscana. Tutto ancora aperto dunque al comunale Iscasas di Villa Simius che sta ospitando questa prima semifinale. La seconda si giocherà a Castiadas.
domani alle ore 18, impianto Polese della Ferrini di Cagliari, società a cui era legato il professore Benedetto Piras. Ospiterà la finalissima doppio, la lascia rimbalzare, poi si appoggia dietro Cresci, doppio Frau, va via Zucca ma allarga dal lato opposto Frau dove c'è Cresci, prova a guadagnare campo. Concu viene in mezzo al campo, poi si gira ancora Concu, tocco in verticale per Manconi, arriva Concu, destro di controbalzo, tutto facile per Sampieri. Fa salire tutti i suoi Federico Sampieri, di lancio lungo, è entrato anche Bellanza nella Sardegna nel corso dell'intervallo, dovrebbe aver preso il posto di Maramarco, cambio che ci siamo persi. La Bellanza anche dal punto di vista fisico può essere un fattore per la squadra sarda. Frau non sa bene a chi dare il pallone, alla fine scarica dalle parti di Sanna. Zucca può mettere dentro il cross tagliato sul secondo palo, interessante anche per l'inserimento di Tirocca. Alla fine invece c'è Concu che può provare ad insistere, fermato in maniera regolare Cresci, tocco in verticale ancora la Sardegna con Sanna, Troisi, Concu prova ad accentrarsi, fermato il numero 20 che poi torna sul pallone. Sanna mette dentro il cross per l'inserimento di Zucca, la chiusura, arriva Bellanza che non calcia con la giusta decisione, tutto facile per Sampieri che fa ripartire Sanogo. Ancora Sanogo, sterzata, viene in mezzo, palla interessante ma allontanata. Insiste Minocci. Ancora Minocci sulla destra, prova ad andare via. Arriva anche un raddoppio. Alla fine è doppio, conquistare il pallone, ma questo passaggio per Cresci lo fa uscire sulla linea di fondo. Calcio d'angolo per la Toscana. Solito lui dalla bandierina. Cross altezza, primo palo, la alza con il tacco Vaselli, poi palla che scorre via sul fondo. Frau. Cresci ma da doppio, palla lunga in avanti, imprendibile. Sampieri al rinvio lungo, Bellanza di testa, prova ad arrivare Manconi su questo pallone. Chiusura di Sanna, Troisi finisce giù, guadagna il calcio di punizione. Zucca, servito largo sulla destra, viene a giocarle in mezzo Zucca. Lo scarico è buono per Troisi, fermato al limite dell'area di rigore, calcio di punizione per la Sardegna e giallo per Gherdina. Secondo ammonito dopo Sanogo. Attenzione a sinistro di Sanna, sul pallone però c'è anche Concu.
5 in barriera per Sampieri. Parte Sanna col mancino sulla barriera, braccio largo e calcio di rigore per la Sardegna. Andrea Doppio, sarà lui ad andare dal dischetto. Duello tra Doppio e Sampieri dagli 11 metri. Parte Doppio, la parata di Sampieri, si resta sull'1-0, incredibile. 2 calci di rigore concessi dall'arbitro, entrambi con esito negativo. Il palo di lui nel primo tempo, adesso la parata di Sampieri, abbracciato come se avesse segnato un gol per aver parato il rigore ad Andrea Doppio. Aperto il destro, lo aspettava lì Sampieri, che si è tuffato molto bene ed è riuscito a neutralizzare la conclusione dal dischetto del centrocampista in maglia numero 3 della Sardegna. Zucca porta il pallone, prova a rimontare lui, 3 maglie bianche vicine, Zucca riesce a farlo comunque passare, poi allontana il pericolo Gherdina. Rimessa laterale per la Sardegna che prova ad insistere. Frau, ancora il capitano della Sardegna. Ho sentito anche ieri nel post partita dopo il pareggio contro il Friuli Venezia Giulia, intervista che potete trovare sui canali di Directa Sport del Comitato Regionale Sardegna. Tilocca prova ad insistere, fermato, attenzione a questa palla che recupera Bellanza, ancora Bellanza, pericolo allontanato dove c'è Doppio, intervento in scivolata da parte di Minocci che tiene il pallone in campo, poi va in verticale dove c'è Piccioli, ancora Piccioli a gestirla, insiste un po' troppo però col pallone, comunque subire l'ennesimo contatto. Sanogo, attenzione al contropiede della Toscana, Sanogo, intervento, scivolata di Zucca fondamentale. Concu può provare a ripartire, adesso squadre spezzate un po' in due, c'è stanchezza, è la quarta partita nel giro di 4 giorni per queste due squadre che hanno speso tanto nei precedenti 3 giorni, stanno spendendo tanto oggi. Messa laterale lunga di Turtur, c'è la chiusura, Loi trova l'ultima deviazione di Doppio. Messa laterale per la Toscana. Colpo di tacco di Doppio. Aselli, ancora ad insistere Loi, altra palla alzata. Può andare al cross sulla destra Piccioli, Murato, ultimo anche a toccare, numero 16, assistente Simone Stocchino lì vicino. Prima però il doppio cambio per la Toscana. Entra con la maglia numero 11 Alessandro Lottini. Entra con la maglia numero 5 anche Samuele Erniel Dunalà. Esce il numero 14 Ettore Minocci. Esce anche il numero 2 Alessandro Bindi.
mentre torna la pioggia a Villa Simius, motivo per cui quest'oggi vi stiamo raccontando la partita praticamente da bordo campo, ma ve la possiamo raccontare. Cosa che non avremmo potuto fare invece se avessimo sistemato alla telecamera nella tribuna scoperta del bellissimo impianto comunale Casas di Villa Simius. Attenzione al pallone perso che favorisce il contropiede Piccioli, in controllo di troppo in area di rigore, si resta comunque lì con la Toscana in possesso. Sanogo cerca il destro, viene fermato, riparte sulla destra Manconi, fermato da Dunala. Messa laterale per la Sardegna con Zucca. Frau, sterzata del capitano della Sardegna, costretto ad andare da Cresci e non a verticalizzare. Palla lunga, chiusura di testa, ma insiste lì la Sardegna con Concu, doppio sulla seconda palla. Arriva Bellanza, palla per Zucca. Ancora Bellanza, pensa al tiro Bellanza, palla alta sopra la traversa, altra chance per la Sardegna. Qualche problema a recuperare il pallone. Alla fine si può ripartire col rinvio di Federico Sampieri. Di testa di Dunala. Zucca guadagna il calcio di punizione, fallo di Bonfanti. Sanna, Zucca, insiste sulla destra, ancora Zucca, prova a venire dentro, ottima chiusura di Sanogo, palla che non è uscita, lui con l'esterno prova a lanciare Piccioli, controllo complicato, deve uscire Oscar Cocco che va al lancio lungo con i piedi, la mette giù Manconi, duello con lui, finiscono entrambi a terra, per l'arbitro è tutto regolare. Bellanza rimette un po' di ordine, torna dietro da Cresci. Frau. Cresci. Porta ancora il pallone il numero 14. Si allarga sulla sinistra. C'è la chiusura della Toscana. Sanna a fermare la ripartenza. Cocco. Frau. Lancio lungo, apertura dalle parti di Tilocca, non trova però Troisi tra le linee. Piccioli, sponda di testa, favorisce il recupero di Sanna. Ancora a lottare Manconi. Colpo di testa di Cresci, arriva Sanogo che si ferma, vorrebbe forse un fallo, l'arbitro lascia giocare, c'è Concu che si è aperto sulla destra, chiude l'1-2 con Bellanza, poi Bellanza, anzi Concu toglie il piede per evitare il contatto su questa scivolata, guadagnare la rimessa laterale. Laterale battuta da Zucca, poi intervento durissimo da parte di Dunala che si becca il cartellino giallo.
Aspetta la battuta di questo calcio di punizione, arriva ora il cross, prova ad uscire Sampieri, si alza la bandierina, fuori gioco. Palla allargata per Loi. Manconi rischia di essere una verticalizzazione, questa per Piccioli, scappa via Piccioli, chiusura di Frau, ancora Piccioli in area di rigore, Piccioli sul corpo di Frau, arriva Loi, entra in area di rigore, Loi la mette dentro ma se la porta fuori, almeno si era alzata la bandierina, l'arbitro ha lasciato giocare, rimessa laterale per la Sardegna. Tilocca adesso gioca a destra, Zucca si è spostata a sinistra come stava facendo inizio partita, ancora Tilocca, guadagna il calcio di punizione. Eccolo qui il cambio per la Toscana, fuori Arturo Piccioli, dentro con il numero 4 Antonio Di Luca. Terzo cambio per la Toscana. Direi tutto pronto per ripartire con il calcio di punizione che verrà battuto da Frau. Tocco dietro per Cocco. Frau. Lancio con l'aggancio errato da parte di Bellanza. Messa laterale per Capitan Ghiardina per quanto riguarda la Toscana. Prova a proteggere fino alla fine il vantaggio trovato proprio inizio partita. Cross beffardo di Bonfanti che si è infilato in rete, sta decidendo questa semifinale. Cocco. Bellanza, poggio per Frau. Prova a guadagnare campo la Sardegna. La sporcata da Sanogo, poi alzata dove c'è Concu che prova ad insistere. Arriva ancora Zucca, c'è Di Luca. Fa una gran cosa, riconquista il pallone e va via sulla destra, è fresco, Di Luca la mette in mezzo, almeno quella era l'idea, diventa un regalo per Cocco. Tilocca. Frau. Ancora la Sardegna a impostare da dietro con Cresci. Frau. Cresci. La giocata lunga, colpo di testa in chiusura di Falchi. C'è Cresci che chiude e tiene in campo il pallone. Si appoggia a Concu. Donalà. Doppio. Attenzione all'intervento falloso su Sanna. C'è il calcio di punizione per la Sardegna che ha già battuto Concu. Abbassato a ricevere e giocare l'ennesimo pallone della sua partita. Doppio numero su Sanogo. Bellanza pensa al tiro. Destro ancora alto. Continua ad insistere però la squadra di mister Malfitano. Rinvio lungo di Sampieri.
Sanna larga il gioco dalle parti di Concu. Attenzione a Frau in anticipo, Sanogo che però non riesce a tenerla viva. Ancora Frau. Entra in area di rigore, almeno ci prova Di Luca. Il calcio d'angolo per la Toscana che ha pronto un altro cambio. Pronto un cambio in realtà anche la Sardegna. Esce Tommaso Cresci. Entra con il numero 9 Antonio Tusaccio, fuori un difensore, dentro un attaccante. Dall'altra parte invece è uscito Pietro Vaselli. È entrato Gabriele Morosi. Palla dentro, lontanata, Concu prova a ripartire. Il doppio che si è abbassato sulla linea dei difensori adesso. Insiste però Loi per quanto riguarda la Toscana, entra in area di rigore, mentre dentro il pallone, il colpo di tacco di Sanogo sulla linea, il salvataggio. Si resta ancora sull'1-0, ma Sardegna veramente ad un passo da subire il colpo del KO. Partita che resta aperta fino alla fine, colpo di tacco di Luca che termina direttamente in rimessa laterale. Tusaccio nettamente con la mano a controllare questo pallone. Il calcio di punizione per la Toscana a metà campo che non ha nessuna fretta. Lancio lungo di Gherdina alla ricerca delle torri, poi il più piccolo di tutti è Loi a controllare questo pallone, non riesce però a tenerla lì. Concu. Sanna prova ad andare via, ancora Sanna, la lascia lì per Concu, palla per Bellanza, ancora ad insistere la Sardegna con Zucca sulla sinistra. Bellanza vuole Concu, il pallone sul lato opposto, Sanogo dalle sue parti, Tilocca di prima per Concu che ha spazio, se lo prende tutto Concu con l'esterno, manda in porta Troisi, chiusura fondamentale di Falchi. Può ripartire invece la Toscana con Gherdina che si distende, intervento da dietro di Concu che si becca il cartellino. Primo munito della partita Marco Concu. Sarà lo stesso Gherdina a battere questo calcio di punizione. Lancio lungo, il colpo di testa provato da Lottini. Concu gestire il pallone, lancio lungo per Manconi, troppo lungo, facile per Sampieri che aspetta lì e controlla con le mani.
Falchi, altra palla alzata alla ricerca di Di Luca, doppio, lontana il pallone Cocco, serie di duelli aerei, alla fine la mette giù Zucca sul passaggio di Sanna, ancora Zucca, va da Tilocca, prendere campo il numero 18, ne ha due davanti a sé, Concu si abbassa, verticalizzazione per Troisi, Zucca, ancora Concu, si alza anche Frau, Salegna tutta in avanti, la ricerca di un gol manderebbe la partita direttamente ai tiri di rigore. Non sono previsti infatti oggi supplementari che sono previsti nel caso domani per la finalissima. Concu, palla dentro, buona per Troisi, palla dentro che no, non dà buon esito. Può invece provare a ripartire la Toscana, esiste invece la Sardegna, mancano un po' di energia adesso, possibilmente questo finale, ne ha tanta invece Di Luca che prova a spingere sulla destra, palla per Loi, ancora Loi in area di rigore, Loi insiste, si allarga, prova a mettere dentro il cross, tutto solo, ma in fuorigioco, almeno secondo l'assistente, infatti qualche istante di ritardo arriva il fischio, un sano gol che era in offside, cercato la rovesciata, il numero 17. Pronto un cambio per la Toscana. Fuori Diego Antonio Loi con la maglia numero 10. Entro con la 18 Lappo Santini. Si può ripartire. Frau. Cocco. Porta pallone il portiere della Sardegna, titolare ieri, subentrato martedì a Terdenia, subentrato anche oggi all'intervallo al posto di Ettore Loddo. Palla in verticale provata da Lottini, tutto facile proprio per Cocco, che però poi non riesce a far ripartire la Sardegna, non ne approfitta la Toscana, palla che arriva ancora dalle parti di Cocco. Sanna, chiamato lui a gestire e portare avanti questo pallone. C'è il lancio per l'inserimento di Zucca, attenzione perché va vuoto Falchi, ma Sampieri in uscita salva tutto, palla che tra l'altro non è uscita, allora possibilità per la Toscana, anche se la Sardegna è attenta lì dietro, nonostante ormai tutte le energie siano concentrate per provare a conquistare il pareggio. Palla larga sulla destra per Tilocca, si torna da Concu, può mettere dentro il cross, piano piano si riempie l'area della Toscana, arriva dentro il cross, chiusura con poi Troisi che insiste, ancora tante finte di Tusaccio che vuole il tiro con il destro, palla che non passa, pericolo allontanato, la Sardegna concede adesso un 2 contro 2 lì dietro, prova ad approfittarne allora Di Luca, entra in area di rigore Di Luca, che cosa ha parato Oscar Cocco, si resta sull'1-0. Doveva essere calcio d'angolo, in realtà si riparte con il rinvio dal fondo.
Ha fatto una parata clamorosa Oscar Cocco. L'arbitro non l'ha vista. La Sardegna prova ad approfittarne allora. Palla giocata dentro con Tusaccio che lotta. Altro 2 contro 2 concesso. Con Santini fermato da doppio. Palla che arriva adesso a Concu. La porta il numero 20. Bellanza. La lascia lì per Manconi. Zona tiro, Manconi, sterzata. Attenzione a questa opportunità. La traversa clamorosa colpita da Tusaccio. Si resta lì il tiro sul fondo da parte di Troisi con deviazione. Sarà calcio d'angolo per la Sardegna. C'è un angolo battuto a corto, ma da ripetere. Troisi crossa lui, altezza primo palo, palla allontanata dove c'è Sanna che sbaglia lo stop, deve uscire Zucca che prova a ributtarla lì davanti, c'è spazio per una ripartenza toscana. Frau torna dietro da Cocco, ancora Frau, tutta in avanti la Sardegna. 5 minuti di recupero che saranno tra poco concessi. Altra palla giocata in avanti, rimessa laterale per la squadra sarda. Troisi, palla alzata per Concu che la lascia rimbalzare largo, c'è Tilocca. Concu prova a fare tutto da solo, viene dentro, cerca l'imbucata, palla che non passa ma non riesce a salvarla. Concu, accelerare i tempi. Sanna non fa passare questo pallone. Sanogo intercetta. Possibilità di ripartenza per la Toscana con Di Luca. Frau non ne ha più, ma Di Luca era in fuorigioco. Doppio. Chiama il pallone Manconi, servito il numero 11. Mette dentro il pallone per l'inserimento di Zucca, colpo di testa, attenzione alla seconda palla. La chiusura fondamentale della difesa toscana. Arrivano adesso i palloni. Messa laterale già battuta con Frau, mette dentro lui il cross. Con l'uscita di Sampieri ad anticipare l'inserimento di Zucca. Attenzione al pallone lungo, sembra forse ancora fuori gioco. Cocco a fare il libero, colpo di testa. La Sardegna che la ributta in avanti. Difficile tenerla viva, ma ci riesce in qualche modo la squadra di mister Malfitano. Ancora ad insistere. Concu va da Frau. Frau mette dentro un altro pallone, attenzione alla palla che resta lì, il sinistro provato da Manconi sul fondo, altra occasione per la Sardegna. Era veramente agli sgoccioli, concessi 5 di recupero. Sampieri buttare via il più lontano possibile questo pallone. Palla che rimbalza, Bellanza non riesce a chiudere, prova ad approfittarne Lottini, ancora ad insistere la Sardegna con Tilocca. Palla buona per Sanogo, fermato da Frau. Ancora Sanna.
apre col sinistro dalle parti di Zucca, che ormai fa l'attaccante aggiunto. Colpo di testa ma allontana il pericolo Morosi. Di Luca va a guadagnare secondi, rimessa laterale per la Sardegna. Frau, lancio quasi della disperazione, difesa toscana però chiude ancora. Sanna, colpo di testa di Gherdina, ancora Sanna che allarga, porta il pallone solito Concu, poi Troisi. Sanogo sulle sue tracce, mette dentro un pallone allontanato per l'ennesima volta dalla difesa toscana. Tilocca, palla che resta in zona di rigore. Prova a ripartire Santini, linea laterale, ancora Santini, c'è Concu che prova a mettere anche il fisico, chiusura di Frau, arriva il fischio, il fallo commesso da Marco Concu probabilmente. E dà il calcio di punizione alla Toscana. Gherdina la butta lì in avanti, esce Cocco, non c'è più tempo, la Toscana vince 1-0 a Villa Simius e vola in finale per il secondo trofeo Benedetto Piras. Fuori a testa alta, altissima la Sardegna. Gol in avvio, 2 rigori sbagliati, traverse, non sono mancate le emozioni. Le emozioni le vivono adesso i giocatori della Toscana, emozioni di gioia per la rappresentativa Under 15, tanta delusione invece per i ragazzi della Sardegna che hanno dato tutto. Domani sfideranno la vincente della sfida tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, iniziata a Castiadas poco fa. Potete seguire la diretta su Directa Sport Live TV sulla pagina del comitato FIGC Sardegna. Io ringrazio Alessandro Farris per le immagini, Mauro Farris per la regia. L'appuntamento a domani per la finalissima della rappresentativa della Toscana. Andranno alla finale di domani alle